Abbiamo argomento partenza da Gerusalemme il 4 maggio e in Friuli, il Friuli è ovviamente in primo piano. Vediamo queste immagini che ci portano dal Giro d'Italia in Friuli l'anno scorso. Ragazzi, si parte sabato 19 maggio, la San Vito al tagliamento Monte Zoncolan. Una cosa, mi dicevano adesso, solamente, non so, Raffaele Padrone è riuscito ad arrivare allo Zoncolan, lo sappiamo anche come, ma non possiamo ovviamente per ovvi motivi, però è arrivato, e qui veramente lo Zoncolan, la cresta è incredibile, no? E poi c'è domenica 20 la Dolomitica Tolmezzo Sappada, che poi è una reunion, perché Sappada sappiamo da qualche mese è rientrata nel suo alveo naturale, che era il Friuli. Ci siamo tardissimo, facciamo entrare immediatamente Raffaele Padrone. Aveva una bellissima intervista del Questore in merito, insomma, alle chiusure di qua e di là, la mandiamo su domani perché lo merita. Raffaele Padrone, tra l'altro, pensate, un giovane agente, 24 anni, nemmeno 24 anni, agente in prova al commissariato di San Marco a Venezia, Francesco Brescia è il suo nome, appena assegnato appunto a Venezia al termine del corso. Ebbene, lui oggi si è tolto la vita a casa della propria ragazza a Trieste, una cosa veramente terribile. Raffaele Padrone, vice segretario alla Polizia di Stato, prego, nazionale. Prego, una cosa veramente triste, adesso è anche difficile poi andare a alternare, però insomma torniamo sull'argomento, anche perché tu personifichi i due versanti, quello della sicurezza, che sei un tutore dell'ordine, ma anche sei un ciclista e che lo Zoncolan l'hai scalato, per cui viene un po' la tentazione di chiederti come vivi questa giornata e anche sul fronte dai, una domanda sul Giro, lo Zoncolan tu l'hai fatto anche in un numero limitato di minuti, cosa aspetta domani questi ciclisti? Diciamo, sabato anzi. Ecco, parliamo di ciclismo. Ecco, poi è meglio perché parlare del collega, perché anche insomma, poi è un pochino anche per stemperare, esatto, un po'. È una tappa durissima perché innanzitutto provengono loro da 186 km, quindi non è che partono come sono partito io da Tolmezzo, ne avevo fatti 70 facendo anche Verzegni, Villa Vicentina, siamo andati su in una Carnia Classiche, una grandissima gara. Arrivano da 186 km, cioè la tappa è di 186 km, sono 8 km infernali, perché si dice quando si sale lo Zoncolan che quando arrivi al 10%, che è poco più del piancavallo, spiana, quindi tu speri sempre che insomma arrivi sto 10%, perché hai pendenze che arrivano anche al 22-23%, significa che se non hai il peso davanti, tutto davanti e magari anche in piedi possibilmente, la bicicletta, la ruota anteriore sale, se poi hai la disgrazia di mettere giù il piede non risali più, e questa è la difficoltà. Sono salite che sicuramente per loro indicheranno chi è quello che ha la benzina. Sicuramente l'amatore invece lo fa una, due volte, non porta il risultato, cioè voglio dire non dà se non la soddisfazione personale di averlo fatto, fai conto che ti portano l'acqua, camminano, perché tu vai dai 3 ai 7 all'ora, loro andranno su a 12 e quindi qual è il punto migliore per assistere alla salita, al volo? Il punto migliore della salita dello Zoncolan per vedere la tappa, dove andresti tu? Ma penso o prima delle gallerie, sì, anch'io. ma la strada sarà interrotta, l'avete detto 2 ore prima, e quindi già arrivarci c'è gente con le camere. Tu sei su? No, io sarò alla partenza. Sarò alla partenza perché ti crea, diciamo, un'emozione diversa, anche perché, ripeto, arrivare allo Zoncolan c'è uno strapieno di gente, sono d'accordo con te, sono migliaia di persone. Grazie Raffaele Padrone, anche lui è un ciclista, si fa macina chilometri, ha fatto ci siamo sentiti sì, da Liseran, che è la vetta più alta in Europa. C'è la giacca abbondante, infatti, c'è un pochino, si è dimezzato dentro. Matteo Zolin, grazie, è il neopresidente della Coldiretti di Pordenone, è stato eletto all'Assemblea provinciale, che ha votato anche i componenti del Consiglio provinciale che resteranno in carica per i prossimi 5 anni.